Amici dell'edicola di Pinuccio, buonasera e benvenuti. Siamo in diretta dal Palavalencia di Vibo, pronti a trasmettervi questa 15ª giornata di campionato Serie B maschile Girone I. Ad affrontarsi saranno la Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia e la Diper Sport Specialist Jolly Cinquefrondi. Arbitrerà l'incontro il primo arbitro Martina De Luca, assistita dal secondo arbitro Luca Cartaci. Quasi tutto pronto qui al Palavalencia di Vibo, palazzetto che è diventato ormai il palazzetto d'allenamento della squadra di Serie A2 del presidente Pippo Callipo. E tra l'altro in questo palazzetto c'è una new entry all'ingresso che è un nuovo trofeo, quello della Coppa Italia Serie A2, conquistata 2 settimane fa dalla Tonno Callipo, ovviamente la squadra di Serie A2. Vedete, le squadre sono ai saluti, speriamo regga la linea perché qui al Pallavalenza c'è sempre stato qualche piccolo problemino di connessione. Qui con me al commento, come sempre, il mitico Renato Gallo. Grazie per il mitico, ma non mi sento. Si sente? Io sono a zero. Alziamo il volume. Audio a zero. Prova? Ci sono? Sì, Ora ci sono. Salve, buonasera a tutti. Saluto particolare in quel di Piemonte, Gabriele. sempre e comunque. Squadre pronte ad entrare in campo. I saluti di rito sono stati effettuati. La Jolly Cinquefrondi che arriva dalla sconfitta per 3-1 contro Raffaele Lamezia. Tonno Callipo che invece arriva dal 3-0, però non mi ricordo l'avversario. Non c'ho la, non c'ho la schermata a portata. Prende posto il primo arbitro nel silenzio del Palavalencia. Poche persone al seguito. Come sempre, Antonio Callipo anche quest'anno iscritta al campionato di Serie B che punta alla crescita dei giovani promettenti. Squadra in campo, la Jolly Cinquefrondi con Fabio Remo, Dionisio Di Pasquale, Pasquale Arena, Massimiliano Lopetrone in divisa blu, Francesco Filianotti il centrale, Marco Pugliatti l'alzatore ed Emanuele Renzo schiacciatore. Vedremo chi farà l'opposto tra Dionisio Di Pasquale e Emanuele Renzo. Formazione Tonno Callipo, Renato. Me ne manca uno. Allora abbiamo Miraschi, Cortese, Devona, Alcantarini, Tassone e il libero. Appena vedo il numero, ve lo dico. Numero 2 sembrerebbe. Pisani. Sì, Pisani. squadra allenata da Mister Piccioni e assistito da... c'è intanto il minuto di silenzio.
rispettato il momento di raccoglimento, adesso gioco che può riprendere con la battuta di Emanuele Renzo per la Jolly Cinquefrondi. Dicevo, squadra della Tonno Callipo allenata da Mister Piccioni, assistente di Mister Piccioni e una vecchia conoscenza Jolly, Mister Checco De Fina. Squadra Jolly allenata da Mister Giglietta. Parte la partita, subito muro del Jolly Cinquefrondi sul numero 9. Devona. 1-0 per la Jolly Cinquefrondi. Ancora Emanuele Renzo quindi al servizio. Servizio molto teso, riceve il numero 7 della Callipo. Ancora Devona con il pallonetto. Alza Lopetrone per Fabio Remo che scavalca il muro avversario. Non c'è il tocco del muro. Pallone out. 1 pari. Rivediamo anche il replay dell'azione. Adesso servizio Callipo con Fabrizio Mirarchi. Riceve Renzo, sì. Alza in bugger Fabio Remo per Dionisio Di Pasquale. Buona la sua schiacciata. Tiene in gioco il numero 7 Cortese, ma c'è la doppia. Passa di nuovo in vantaggio la formazione cinquefrondese in questo derby calabrese. Fateci sapere se tutto a scatto il video, audio fluido. Eh sì, perché purtroppo abbiamo qualche problemino di linea. Qui slash in ricezione della Callipo, può giocare la Jolly, Fabio Remo schiaccia, c'è un fallo del muro della Tonno Callipo, quindi terzo punto per i cinquefrondesi. Alzata di Filianoti, Gabriele, con ricezione di Marco Pugliatti sulla battuta. Gioca la Callipo, pallonetto, autocopertura di Fabio Remo, poi la tocco sua del muro schiacciata vincente per il 4-1. Stiamo cercando di ottenere la connessione più stabile possibile, ma l'audio è fluido, ma il video no. Purtroppo il Palavalencia non prende tanto bene. Tanto buona la giocata del Jolly Cinquefrondi. Abbiamo visto solo la parte finale nel replay. 1-5 il punteggio. Time out chiesto da Mister Piccioni, il primo della partita. Hai detto gli arbitri, Gabriele? Sì. Squadre di nuovo in campo il Palavalencia, 1-5 il punteggio, Pasquale Arena al servizio. Ricezione del numero 7 della Callipo, il muro di Dionisio e di Pasquale. Arriva in ritardo la copertura della Tonno Callipo. Nel libero Simone Pisani che si tuffa assieme al suo compagno di squadra, ma nessuno dei due riesce a mantenere in gioco il pallone. Sesto punto, Jolly Cinquefrondi. Ricezione così così, sistema ad una mano l'alzatore della Callipo e quindi free ball da parte della Jolly. Vediamo come la sfrutta la Callipo. La sfrutta con l'opposto, che ha fatto una bella giocata, bella schiacciata.
cercano di caricarsi i giocatori della Callipo. Out il servizio di Tassone. Frettoloso qui. 2-7. Riceve il numero 7 della Callipo, il monster block di Marco Pugliatti. Ottavo punto della Jolly Cinquefrondi. Servizio Jolly, Dionisio Di Pasquale riceve il numero 7 della Callipo, Cortese per la schiacciata, pallone che resta in campo, stavolta a schiacciare il numero 9, Devona della Callipo. Pugliatti all'indietro per Dionisio Di Pasquale, pallonetto per lui, pallone recuperato, non è trattenuta secondo l'arbitro, quindi Pugliatti gira da Fabio Remo. Buona la difesa del libero della Callipo, poi out il colpo del numero 13 della Tassone. Callipo. Decimo punto, Jolly Cinquefrondi. Niente, non riusciamo a trovare un punto. Secondo time out per la formazione di Vibbo. Un punto per far prendere meglio il telefono, non... Prima andava. Ok, forse siamo riusciti a stabilizzare la diretta, siamo rimasti sempre sullo stesso link. Speriamo bene, forse ora abbiamo trovato la quadra giusta. 4-11 il centrale, numero 4 Mirabella. Out. Niente, continua a barcollare la connessione. Non possiamo farci nulla. Il Palla Valencia è così. 5-12 il punteggio. Proviamo ad andare avanti. Servizio Donno Callipo, Fabio Remo riceve per la Jolly, Pugliatti va al centro da Pasquale Arena, pallone che cade in campo a fianco al numero 11 Alcantarini. Lascia scorrere questo pallone sulla linea. 5-13 il punteggio al Palla Valencia di Vibbo. Spin di Marco Pugliatti, finisce sulla rete. 6-13. Ancora niente, ancora niente.
Allora, forse ce l'abbiamo fatta. Per adesso è stabile di nuovo. Poi dobbiamo vedere. Recuperiamo il punteggio. 7-14. 7-14. Ha cambiato qualcosa la Tonnocalli. Poi è uscito il numero 12. Saturnino. Era entrato poco fa. Riceve il libero Pisani. La schiacciata di Tassone, Murato, ancora Tassone per la Callipo, altro muro, ma stavolta la palla tocca l'asta e quindi 8-14. Nella Jolly assente, o perlomeno in panchina, Domenico Laganà, opposto, causa infortunio. Riceve per la Jolly Emanuele Renzo, Marco Pugliatti, va al centro da Pasquale Arena. Colpo vincente, primo tempo vincente della Jolly Cinquefrondi. Bravo Marco a cercare il suo centrale, un colpo che un po' manca, un po' fatica ad arrivare. 8-15. Pasquale Arena al servizio. Si distende il ricettore della Callipo, poi tenta una schiacciata, un recupero in extremis Tassone. Non gli riesce. 8-16. Diciassettesimo punto della Jolly Cinquefrondi. Ok, ci siamo, forse si è stabilizzato. Arena, altro errore al servizio per la Jolly Cinquefrondi, due servizi sulla rete, prima Marco Pugliatti, adesso Pasquale Arena. 9-17, cambio in vista per la Tonnocalli, poi esce il numero 13, Tassone, entra numero 5, Guarascio, al servizio. È uscito anche Lorenzo Alcantarini ed è entrato il numero 15, Asteriti. Si caricano i ragazzi della Callipo. In panchina della Jolly Domenico Laurendi, ex Tonno Callipo. Pugliatti va dietro dall'opposto Dionisio Di Pasquale. Ancora Pugliatti, ancora per Dionisio Di Pasquale. Oh, sulla Pallone che testa. rimbalza sulla testa di Vizzari, Diego Vizzari. E pallone che poi è rimbalzato sul tetto del Palla Valencia. Servizio della Jolly, poi il primo tempo della Callipo, pallone che è tornato nel campo della Jolly e Dionisio Di Pasquale a tutto braccio chiude questa diagonale. Vedere il numero 8. Diego Vizzari. 9-19 il punteggio. Dionisio Di Pasquale al servizio, bello il suo servizio, ha messo in difficoltà la Jolly, forse questa era una doppia di Fabio Remo, non dice nulla l'arbitro. Free ball, le proteste della Tonno Callipo, Pugliatti in pipe da Emanuele Renzo, un grande colpo di Emanuele Renzo, non riesce a tenere in gioco il ragazzo della Tonno Callipo e quindi 20° punto della Jolly Cinquefrondi, però una svista arbitrale perché È stato comunque considerato come andata sì, a muro. Come muro come perché muro, era, in effetti era in posizione di muro. però forse era già giù, cioè non... Era ancora in volo in muro però, quindi era andata a muro. E il muro vincente di Marco Pugliatti per il 21° punto. Cambio
Crucitti al posto di Dionisio Di Pasquale? No, al posto di Poi vedremo. Remo. Solitamente Crucitti viene inserito È in in battuta. battuta. Ok. Qualche chance per lui in attacco. Il D'Artagnan della Jolly. Dionisio Di Pasquale, pallone sul numero 7, un po' indeciso qui. Bravo. Poi la schiacciata, ha messo in difficoltà Dionisio Di Pasquale che resta a Non si terra. aspettava. Marco Pugliatti ha cercato proprio l'opposto suo e un po' di confusione nella tonno Callipo. Non va nessuno su questo secondo tocco del Jolly 5 Frondi. Errore di intesa. Quindi tonno Callipo che si porta a doppia cifra. Asteriti al servizio per la Tonno Callipo, giovanissimo. Riceve bene Emanuele Renzo. Crucitti viene murato. Un bel muro composto della Tonno Callipo. 11° punto per i tonnetti. Rimproverato mister Piccioni forse per l'esultanza. Pallone su Crucitti. Pugliatti va proprio da Andrea Di Crucitti nuovo. che però si ferma sul nastro. 12-21. Quindi ancora Callipo al servizio. Crucitti. Pugliatti rimanda di là. Bravo qui Marco Pugliatti. Sì, una ricezione non al meglio di Crucitti che ovviamente dopo due muri gioca contratto. Ed è proprio Crucitti al servizio adesso. Specialità. Che però in questo caso non si fa vedere e palla che si ferma sulla rete. 13-22. Servizio di Gabriele Mirabella. Su Crucitti, preso di mira, Pugliatti va da Emanuele Renzo. Mamma quanto è salito. Bel gesto tecnico di Emanuele Renzo che chiude alla grande Sì, è il colpo. saltato alto sopra il muro. 13-23. E adesso Filianotti al servizio. Non ricordo mai se è Francesco. Francesco? Francesco. Porterò fino alla fine del campionato. Ricezione della Oh! Callipo, torna nel campo della Jolly. Arena schiaccia forte, c'era buona difesa della Callipo. Poi Dionisio Di Pasquale ci mette un braccio, si tuffa Marco Pugliatti ma non arriva sul pallone. 14-23. Bizzari al servizio. A fil di rete riceve Max Lopedrone, Pugliatti va da Emanuele Renzo. On Mi ci fire. mette una mano Pisani. Numero 2 Defina? No, che sto dicendo? Pisani. Perché numero 2? Ah, numero 2 Pisani. l'ho scritto. Ho messo il secondo Defina è arbitro in panchina. nell'elenco. Ho Sì. detto numero 2. Defina è in panchina, È in Renato. panchina. Ma è in cima. Con tutti i cambi che hanno fatto si sono unite le strisce. Spin di Marco Pugliatti. Tiene la Tonno Callipo, l'alzata poi Cortese manda di là con il palleggio. Dionisio Di Pasquale ha schiacciato forte sul muro avversario. Il primo tempo vincente di Mirarchi che non aveva colpito bene il pallone. Ci mette però le mani Crucitti. Non riesce a fermarla. 15-24, quindi annullato il primo set point per la Jolly. Cortese al Seconda a servizio. disposizione. Bella questa jump float su Crucitti, pallone che gira, Pugliatti dietro da Emanuele Renzo, pallonetto per lui, la copertura di Mirarchi, schiaccia il numero 15 Asteriti, viene murato e si chiude qui quindi il primo set al Pala Valencia di Vibbo, 1-0 per la Jolly 5 Frondi.
Ho 10 nomi, Gabriele. Quindi aggiungi su, aggiungi giù. Si sei confuso. No, perché ho aggiunto sopra del 2 il numero 4, che era Mirabella che non avevo, per cui il 2, il primo numero è diventato De Fina. E allora, vediamo i risultati della scorsa giornata. La Raffaele Lamezia che ha vinto il derby contro la Jolly Cinquefrondi 3-1, ha riposato Paumar Volley Siracusa, 3-2 per Re Borbone Saber Palermo contro Datterino Volley Letoianni, prima sconfitta per Volley Letoianni dopo la tosta trasferta in Sardegna per la Coppa Italia. Sicili Fratelli Anastasi che ha perso 1-3 contro la Jam Service Aquila Catania. Costa Dolci Papiro 1-3 contro la Warriors Via Grande, prossima avversaria tra l'altro della Jolly Cinquefrondi. Ha riposato la Tonno Callipo Calabria, quindi ho sbagliato il che a inizio diretta ho detto ho perso l'incontro, invece no, aveva il turno di riposo. Mentre vi ricordo come sempre anche di seguirci sui nostri social, Edicola di Pinuccio, Facebook e Instagram, sito web www.edicoladipinuccio.it. Ricordo anche di iscriversi al nostro canale YouTube, se volete anche attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Vediamo chi sta giocando invece in questa giornata, la 15ª, Tonno Callipo Calabria contro la Jolly Cinquefrondi, la stiamo seguendo in diretta. Riposa Re Borbone Saber Palermo, Datterino Volley Letoianni contro la Sicily Fratelli Anastasi. Andiamo avanti, la Jam Service Aquila Catania contro la Raffaele Lamezia, questa sicuramente sarà una bella partita. Paumar Volley Siracusa contro Costa Dolci Papiro Catania, riposa invece LCT Warriors Via Grande. Vediamo la classifica di questa giornata. Datterino Volley Letoianni prima 31 punti, LCT Warriors Via Grande seconda 28 punti, Re Borbone Saber Palermo 22 punti, terza posizione Raffaele Lamezia pari punti con Re Borbone Saber Palermo, Jam Service Aquila Catania 19 punti, quinta posizione, Jolly Cinquefrondi sesta con 16 punti, a pari punti con la Sicily Fratelli Anastasi settima, Paumar Volley Siracusa 11 punti, ottava posizione, Costa Dolci Papiro 4 punti, nona posizione, ultima la Tonno Callipo con 2 punti. Squadre che tornano in campo al Palavalencia. Unica rotazione per la Tonno Callipo, in campo il numero 3 Federico Argano, centrale. Quindi Pisani libero, Argano centrale. Fabrizio Mirarchi, Andrea Cortese, Guarascio, l'alzatore, e Fabio Devona. Jolly in campo con Remo, Dionisio Di Pasquale che schiaccia adesso, la Callipo gioca, non va nessuno su questo secondo tocco, quindi 1-0 per la Jolly Cinquefrondi. L'alzatore della Callipo è il numero 11, Lorenzo Alcantarini e non Guarascio. Jolly in campo con Renzo Lopetrone, Renzo che sbaglia la battuta, Pugliatti, Arena, Dionisio Di Pasquale e Fabio Remo, l'altro centrale è Filianotti. Mi dai il nome del numero 3? Che si aggiunge ancora. Federico Argano. Come? Federico Argano. Marco Pugliatti la alza per Fabio Remo, tocca il muro del Tonno Callipo, non c'era nessuno in quella zona di campo della Jolly Cinquefrondi, vantaggio per i tonnetti. Per la prima volta in questa partita si portano in vantaggio i ragazzi di Mister Piccioni.
Servizio Tonno Callipo, riceve Emanuele Renzo, Pugliatti va dietro da Dionisio Di Pasquale che mette subito in parità il punteggio con questo money out, 2 pari. Mentre si prepara Pasquale Arena al servizio per la Jolly 5 Frondi. Out però, lascia sfilare Andrea Cortese. Quindi nuovo vantaggio per la Tonno Callipo. Servizio Callipo, riceve premo per la Jolly, si propone anche per la schiacciata. Tiene in gioco Cortese. L'alzata in bugger del numero 3. Argano che però era in zona di conflitto. Ecco, rivediamo il replay. Ci mette una pezza Dionisio Di Pasquale, quindi di nuovo parità. È proprio Dionisio Di Pasquale al servizio per la Jolly 5 Frondi, così la ricezione dalla Callipo, la schiacciata, a buona guardia Emanuele Renzo, Dionisio Di Pasquale si aiuta con il nastro, recupera la Tonno Callipo. Bravo. La schiacciata del numero 3 della Callipo, poi Dionisio Di Pasquale ancora, il pallone in. Torna in vantaggio la Jolly 5 Frondi. Belle schiacciate in questa azione da una parte e dall'altra. Sì, hai visto il numero 3 senza paura, su palle difficili. Che mi correggo è l'opposto, quindi non è il centrale. Sì. Infatti si propone adesso per la schiacciata. Schiacciato molto bene, però ha tenuto in gioco Lopetrone. Ancora Callipo, Doppia, però c'è la peccato. vistosa doppia di Lorenzo Alcantarini. Break jolly. Ancora Dionisio Di Pasquale. Pallone alto, ricevuto dalla Tonno Callipo. Primo tempo, tenuto bene dalla Jolly 5 Frondi. Remo, l'autocopertura poi di Alcantarini. Non si tuffa. Sì, Fabio porta fuori Devona. tempo il proprio compagno che era in copertura. 3-6. Adesso il servizio di Dionisio Di Pasquale. Alcantarini in bugger. La schiacciata che termina però out di Devona. 3-7. Sono ragazzi, sono molto giovani. I E tonnetti questa, di Mister Piccioni che chiama timeout. come sempre, Tonno Callipo ha il vivaio, quindi ogni anno la squadra viene utilizzata per buttare in campo Sì. i ragazzi per fare esperienza. Ed essendo ragazzi si abbattono molto facilmente. Si abbattono molto No, facilmente perché ma vedo delle facce appena sbagliano l'attacco. no, invece così devono crescere. Esatto. Rispetto a una serie più consona alle caratteristiche, alle qualità, giocare una serie più alta cresci Vabbè, prima. certo, certo. Quindi l'intento è quello di velocizzare. Squadra è di Sempre nuovo in campo. Dionisio Di Pasquale ancora al servizio. Alcantarini. Autocopertura di Marco piede, Pugliatti. C'è il fallo sì, di Devona. pressione di piede, pare. C'è il cambio, Cambio alzatore. rientra il numero 5, Guarascio. Qualche problemino il referto. Che ricordiamo da quest'anno la novità, Renato. È elettronico. Sì.
Mhm. Quindi a posto? Sistemato? Possiamo giocare. Quindi Dionisio Di Pasquale riceve il libero Pisani. Altro fallo però della Tonno Callipo. Rivediamo. Eh sì, si muove la rete. Dionisio Di Pasquale ancora, quindi riceve male Cortese e free ball. Ci arriva la Jolly con Lopetrone e poi Fabio Remo per ottenere il 10° punto. Quindi continua la serie con Dionisio Di Pasquale al servizio, sta continuando a servire bene. La schiacciata della Tonno Callipo con Devona. Attacco centrale di Filenoti, tiene in gioco Pisani. Ancora Devona, il muro della Jolly, copre Argano. Tocca il muro della Jolly, la schiacciata di Devona. Poi È Dionisio Di out, non Pasquale a c'è tutto tocco, ma braccio, c'è ma altro invasione fallo a muro. del muro. Pensavo avesse pestato Dionisio, invece No, il se n'è secondo fuori. arbitro Cardaci ha chiamato un'invasione a muro. Intanto c'è il cambio. Esce un Devona ed è entrato il numero 15. Asteriti? Non ho visto il numero, Gabriele. Tu l'hai visto? No, non stavo guardando. Sì, è lui. Asteriti. La schiacciata dell'opposto del Callipo. Guarascio va ancora da lui. Altro muro Vedi? della Jolly, però questa volta è un money out. Quarto Beh, punto a saltare è facilitato però, eh. Il numero 3, dico, a saltare è facilitato perché c'ha la... dall'altezza. no, si chiama Argano. Ah, giusto. Eh, c'ha l'Argano. Bello questo servizio, però bravo Lopetrone a tenere in gioco. Fabio Remo tocca il muro avversario, c'è la buona copertura a fondo campo e poi un blocco della Jolly 5 Frondi con Fabio Remo. Copertura assente della Tonno Callipo in questo caso. Pallone che casca proprio quasi sotto i piedi del muro. 4-12. Fabio Remo tenta la spinna, ben riuscita. Muro, altro muro del Jolly 5 Frondi. Sta difendendo alla grande la Jolly 5 Frondi di Mr. Giglietta. Muro su muro. 4-13. Altro timeout chiesto da Mr. Piccioni. Secondo di questo secondo set. Quinto punto della Tonno Callipo al servizio che finisce out. 14° punto della Centrale Jolly 5 Mirabella. Frondi. Cosa? Era il centrale Mirabella.
Francesco, giusto? Sì. Filianoti. Rimbalza sul nastro il pallone, sesto punto della Callipo. Guarascio il palleggiatore al servizio. Così così la ricezione di Emanuele Renzo. Il bugger di Fabio Remo ad alzare per Dionisio Di L'opposto Dionisio Pasquale. Di Pasquale. Ovviamente schiaccia bene. 6-15. Chissà da quanto tempo è che non giocava opposto Dionisio Di Pasquale. Out, Oh, completamente out la battuta di Marco Pugliatti. Colpisce male il pallone. Quindi 7-15 il punteggio. Cortese al servizio. Emanuele Renzo riceve e attacca per la Jolly 5 Frondi. Non riesce a tenere in gioco Andrea Cortese. Bella la rice singolare di Emanuele Renzo. Cambio in vista per la Jolly 5 Frondi. Al servizio? No, esce Fabio Remo, entra Federico Filianoti. Ma il punteggio è 7-16, giusto? Perché sì. vedo sul tabellone del Palavalencia che non è aggiornato, 7-15. Attacca all'opposto della Callipo, pallone out, Sono 7-17. a 7-17. No, 7. 7. A posto, aggiornato. Emanuele Renzo al servizio per la Jolly 5 Frondi. Riceve la Callipo, attacco Buono. centrale vincente. Del numero... Qual era? Il numero 6? Numero 6, Fabrizio Mirarchi. Mirarchi. Riceve la Jolly con Renzo, schiaccia Dionisio Di Pasquale, ottiene il massimo la Jolly 5 Frondi da questa. Scontro. Stanno Sì, facendo il CID ora. È stato un incidente sì, all'interno. sì, sì. Ora fanno il CID, comunque è tutto a posto. Cambio in vista per la Jolly 5 Frondi, cambia l'alzatore, esce Marco Pugliatti, entra Domenico Laurendi, ex. Ex della partita. Sì. Esce Pasquale Arena al servizio, entra Crucitti. I due fratelli affiancati. FF. Filianoti Brossi in campo. Buona. Bravo anche Muro della Jolly, recupera la Callipo. Guarascio va ancora dal suo bene. posto, che schiaccia bene. C'è stato anche il fallo del muro della Jolly. Nono punto. Asterite ha tenuto una bella schiacciata e poi si è Sì. proposto, ha tenuto una Si chiude il cambio. battuta della Jolly e poi in schiacciata. Ora esce il numero 4 che è Mirabella, dentro il numero 12 non ce l'ho. Non Simone pervenuto. Saturnino. Mentre si è chiuso il cambio della Jolly è uscito Crucitti, è rientrato Arena, poi Arena ha lasciato il posto a Lopetrone. Vedremo se ci sarà anche il doppio libero per la Jolly 5 Frondi. Libero di Sono difesa entrati tutti. Zerbonia. Riceve Emanuele Renzo per la Jolly, Laurendi. Pallonetto Sì, vincente di Filianoti. Francesco Figlianotti.
19-9. Continua questo distacco di più 10 della Jolly 5 Frondi. Eccolo in campo Michele Zerbonia, libero di difesa per la Jolly. Dionisio Di Sotto. Pasquale al servizio, stavolta si ferma sul nastro, al contrario della precedente rotazione, che ne ha fatte un bel po' di fila. Asteriti al servizio. Pallone teso su Filianoti, Federico. La schiacciata di Dionisio Di Pasquale non riesce a tenere in gioco il numero 15, Asteriti. Hai visto come si tuffa? 20 per la Molto Jolly 5 reattivo. Frondi. Sì. 20 chi batte, 10 chi riceve. Con Federico Francesco. Filianotti Federico. al servizio. La ricezione della Callipo, Guarascio va in Muro posto 4, di murato però Domenico. Andrea Cortese. Più 11, Jolly 5 Frondi. Domenico Laurendi. Bella questa battuta, ha messo un po' in difficoltà la ricezione della Callipo. Laurendi va dietro da Dionisio Di Pasquale, viene murato. Pallone un po' basso forse per lui. Allora esce il numero 7 Cortese ed entra il numero 6, quindi Mirarchi. Saturnino al servizio. Oh, pallone che scende davanti ad Emanuele Renzo. Ace per Saturnino. Non si distende, Emanuele era soprapensiero, è caduto proprio davanti. Traiettoria insidiosa. Bravo Simone Saturnino, che ritenta la giocata, ma pallone out. 12-22. È rimasto in campo poi Michele Zerbonia. Adesso è uscito perché c'è il centrale in battuta, Francesco Figlianotti. Pallone ricevuto dalla Callipo, il bugger di Bravo. Guarascio e il pallone che è in campo. 13° punto della Tonno Callipo. Guarascio al servizio, quindi più 1. Riceve Filianotti, Emanuele Renzo per l'attacco. Buono il recupero di Simone Pisani. Out. Buona anche la schiacciata. C'è il fallo probabilmente. No, ma era out No, comunque. pallone out, sì, sì. Chiamato pallone out l'arbitro. 13-23. Scendi Diego, le indicazioni di Mister Piccioni, perché conoscono bene la battuta di Laurendi. La doppia vistosa. E quindi 24 per la Jolly 5 Frondi, che si porta al set point con 11 punti di distacco. Mi sono perso, io ero già a 24 prima, com'è? Laurendi al servizio, è molto teso, riceve Pisani, schiaccia bene Non mi Fabrizio torna Miracchi. il... No, chi era? Numero 8. Diego Vizzari. Non mi torna, Gabriele, quel Quindi punteggio. annullato il primo set point, 14-24. Proprio Diego Vizzari al servizio, riceve Vizzari. bene Michele Zerbonia, la schiacciata di Emanuele Renzo. Ha calpestato però, ha fatto invasione di piede. Renzo. Attento il secondo arbitro, 15-24. Out
la battuta della Tonno Callipo, quindi si chiude qui il secondo set al Pala Valencia. 15-25 come il primo. Sì, fotocopia. Tra l'altro, se ci sentite un po' mosci, perché comunque fa caldo. Simore. Siamo in alto al Pala Valencia, giustamente, essendo anche riscaldato, tutta l'aria viene qui, fa caldo, e poi vabbè anche il clima con i pochi tifosi presenti non promette chissà cosa. Squadre di nuovo in campo al Pala Valencia. Novità in campo Jolly con Laurendi a dirigere l'orchestra. Unico cambio. Sì. E per la Callipo Pisani, Guarascio in campo, Mirarchi, Cortese, Saturnino, confermato in questo set, e Vizzari. Servizio Jolly con Emanuele Renzo, molto teso, tiene in gioco Simone Pisani. Bene. Bravo a schiacciare il giocatore della Callipo, quindi 1-0. Vizzari. Numero 8 Vizzari, Gabriele. Sì, 1-0 per i padroni di Saturnino casa. al servizio. Oh, non impatta bene il pallone, il giocatore della Callipo da poca carica al servizio, e quindi pallone che termina sulla rete, uno pari. Ah, risponde anche Pasquale Arena, stessa battuta, 2-1. Cos'è il festival delle battute sbagliate? Vizzari al servizio.
Emanuele Renzo riceve, Laurendi va dietro dal suo opposto Dionisio Di Pasquale e poi Dionisio Di Pasquale che allunga bravo qui d'astuzia a rimandare il pallone di là. all'angolino, sapendo che la squadra era tutta contratta in avanti. Squale Arena, la ricezione della Callipo, poi è bravo l'opposto. Argano o Argano, non sappiamo, non abbiamo gli accenti, Non ci quindi. abbiamo gli accenti. Nuovo vantaggio per la Callipo a servizio proprio con l'autore dell'ultimo punto. Oh, ancora una volta beffato Emanuele Renzo in ricezione. 4-2 break Callipo e forse è il primo break di tutta la partita per la Tondo Callipo. Ancora preso di mira Emanuele Renzo, il bugger di Lopetrone per Dionisio Di Pasquale che fa quello che può, risponde la Callipo, però c'è il fallo. Sì, Sì, decisamente. Cortese. 4-3 Fabio Remo al servizio. Riceve Simone Pisani. Schiaccia Cortese per il money out. Cinque 3. Servizio teso su Max Lopetrone. Laurendi va da Emanuele Renzo. Altro fallo della Callipo. Sempre che si muove questa rete. 5-4. Filianotti al servizio, molto teso. Rimanda di là con una mano Guarascio. Laurendi va da Dionisio Di Pasquale. A Bene tutto Pisani. braccio, tiene bene Pisani. La schiacciata copre Dionisio Di Pasquale. Quindi Laurendi va in pipe da Fabio Remo. In caduta il muro della Callipo tocca questo pallone, ma non c'è nessuno sul recupero. Recupero che invece effettua la Jolly 5 Frondi, riagguantando il punteggio. Quindi ancora Filianotti al servizio, sempre teso, stavolta tiene bene la Callipo, senza muro, schiaccia forte e Laurendi costretto alla free ball. L'alzata di Pisani, il pallonetto, la copertura di Laurendi, Arena rimanda di là, altra free ball per la Callipo. Guarascio va dal numero 7 Cortese, poi chiamato in causa l'opposto della Callipo, la Jolly che Ehi! recupera. E poi non si aspettava probabilmente questo recupero Sì, la non si Tonno aspettavano Callipo. che passasse questo pallone. Passa in vantaggio la Jolly 5 Frondi. Però ci sono, come dice Piccioni, siete in 6. Palla che arriva a campanile. Ancora Filianotti quindi al servizio. Sempre molto teso. Guarascio sempre a sistemare con una mano. Bravo qua Cortese ad ottenere questo money out. 6 pari. Riceve Emanuele Renzo, Laurendi va dietro da Dionisio Di Pasquale che viene murato, si tuffa Fabio Remo ma non basta.
Altro punto per la Tonno Callipo, 7-6. Palla su Emanuele Renzo che riceve bene. Dionisio Di Pasquale un po' in controtempo su questa palla perché era molto lunga Era la palla offerta da Domenico Laurendi. Break, Tonno Callipo. Guarascio al servizio, riceve Renzo. Renzo per la schiacciata che però è in campo. C'è stato il tocco, tocco. secondo l'arbitro. Laurendi al servizio. Si ferma sulla rete il servizio di Domenico Laurendi. 9-7. Continua questo vantaggio di +2 dei Tonnetti. Riceve Emanuele Renzo per la Jolly. Primo tempo vincente della Jolly con Pasquale Arena. Si è trovato bene con il suo alzatore Laurendi. 9-8. Pisani era comunque sempre in linea. Emanuele Renzo al servizio. Si ferma, non c'è verso di farla mandare dall'altra parte. Troppi errori in battuta in questo set per la Jolly 5 Frondi. Questo, se non mi sbaglio, è il quarto. Terzo o quarto. Saturnino al servizio. Pallone su Renzo. Oh, Remo in bugger per Dionisio Di Pasquale che però non può non non si passare può nell'altro fermare. campo. 11-9. 11-8. A 8, sì. Sì. E quindi ancora Saturnino al servizio. Approfitta di questa energia positiva la Tonno Callipo. Out però. Il servizio di Simone Saturnino. Si interrompe questa striscia positiva di Vibbo. 11-9. Torna a -2 la Jolly 5 Frondi di Mister Giglietta. Assistito da coach Arlotta, Mister Giglietta. Pasquale Arena al servizio. In zona di conflitto. Forse si è fatto anche male Simone Pisani il libero. Dionisio Di Pasquale, pallonetto per lui. La copertura, la zona però di conflitto tra Pisani e il suo compagno di squadra che non si intendono. 11-10. Arena. Ha Incezione toccato la rete. bassa, infatti non può far nulla l'alzatore della Callipo. 11 pari. Tocca di schiena la rete. Sì. Pasquale Arena, molto teso il suo servizio, riceve bene la Callipo. Il primo tempo la tiene in gioco Laurendi, la chiama Pasquale Arena, poi Dioniso Di Pasquale sull'alzata del centrale. Pasquale Arena ottiene il money out, passa in vantaggio la Jolly 5 Frondi. Ancora Pasquale Arena al servizio, ricevuta la Callipo che con il suo opposto ottiene il massimo. 12 pari.
Servizio teso, recupera tuffandosi Filianoti. Poi Fabio Remo, bravo con la sua schiacciata ad usare il muro avversario per ottenere il 13° punto. Passa di nuovo in vantaggio la formazione 5 frondese, adesso al servizio con il capitano Dionisio Di Pasquale sul libero. Ancora chiamato in causa l'opposto della Callipo che mette di nuovo a segno 13 pari. E casca sulla linea il pallone. Rivediamo il replay, pallone molto lento. Sì, Sì. e si è fermato. 14-13. Stavolta il vantaggio è della Tonno Callipo. Argano al servizio, sbaglia. 14 pari. Quindi Fabio Remo per la Jolly, spin per lui. Bravo Fabio Remo, tiene bene il libero della Callipo e poi un ottimo primo tempo per ottenere di nuovo il vantaggio. Servizio Callipo, riceve Renzo, pallonetto di Filianoti. Bravo. Si tuffa Fabio Remo. Laurendi va dietro da Dionisio Di Pasquale, pallonetto anche per Troppo lui. bassa ora. Guarascio va dietro e il monster block della Jolly 5 Frondi con Renzo più Filianoti. È il primo muro sul numero 8 Vizzari, Gabriele, mi pare, in questo set. Riceve la Callipo, ancora chiamato in causa il numero 8 della Callipo. Emanuele Renzo schiaccia e trova il money out. (15-16) il punteggio, 2-0 di set per la Jolly 5 Frondi qui al Pala Valencia. Riceve la Callipo, tenta di rimandare di là Guarascio ma viene murato. Letto bene il suo tentativo. 15-17. È il primo time out, out, Gabriele. chiama time out mister Piccioni. Filianoti al servizio. Riceve la Callipo, schiaccia forte Andrea Cortese, riportando a -1 i suoi compagni. 16-17. Guarascia al servizio, pallone che si ferma sulla rete.
Di nuovo break per la Jolly Cinquefrondi. Laurendi riceve Cortese. Ottima la diagonale. Sì. Diagonale perfetta all'angolino. Senza muro. Quantomeno la Callipo sta giocando un po' di più e la Jolly un po' di meno in questo set. Riceve Lopetrone, Laurendi va da Emanuele Renzo che si tuffa. Lopetrone in bugger dietro per Dionisio e Di Pasquale. Brava la Jolly Cinquefrondi a gestire questa situazione. 19-17.